Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Sigla! Oggi parleremo di una truffa che ha veramente del clamoroso, un po' come il crack della Parmalat. In realtà un po' meno, però se ve lo siete perso, il video è qui in alto a destra. Lo scandalo dei diamanti si è lasciato talmente tante vittime alle proprie spalle che l'eco mediatica che ha avuto è assolutamente ingiustificata. C'è stata troppa poca informazione a riguardo. E purtroppo mi verrebbe da dire che tutta l'informazione che si è fatta è solo per attirare un po' più click perché avevano Vasco Rossi nel titolo. Sarà forse perché quando si pongono in imbarazzo certe istituzioni finanziarie si tenta un po' di insabbiare tutto? D'altronde, come si dice in latino, ubi maior minor cessat. Quindi, fatta questa doverosa premessa, passiamo ai fatti. Tutto ha inizio nel 2010, anno, attenzione, non casuale perché poco più di un anno prima era fallita la banca Lehman Brothers. Non solo, il crollo del mercato immobiliare statunitense aveva fatto un po' traballare tutto il sistema bancario che in quel periodo non era eccessivamente controllato e venivano fatte un po' di schifezze. Lo vedremo in un altro video però. Contestualizzando, in quel periodo gli investitori erano molto sfiduciati, c'era un clima pessimo, sia per quanto riguarda l'economia reale, sia per quanto riguarda il mondo finanziario. E allora anche chi aveva dei risparmi da investire non solo non sapeva dove investirli, ma aveva anche abbastanza paura a tenerli in banca perché si era visto che anche le più grandi banche potevano fallire. C'è un bellissimo film a riguardo, Too Big to Fail, ve lo consiglio assolutamente, e quindi le persone erano abbastanza sfiduciate, non volevano tenere i loro soldi in banca e questo creò un po' di problemi. In questo clima di incertezza alcune persone ricevono la proposta di investire i propri soldi in diamanti. Su questo canale difficilmente vi dirò i nomi delle vittime o dei truffatori, questo perché non voglio puntare il dito contro nessuno, voglio solo rendervi consapevoli del fatto che esistano rischi enormi nel mondo della finanza. Ogni investimento è associato a un rischio, non esistono investimenti senza rischi. Per quale motivo quindi gli è stato proposto di investire proprio in diamanti? Perché questo era un investimento appetibile? In primis perché i diamanti sono considerati qualcosa di intrinsecamente prezioso, quindi prezioso di per sé, e che non perdono mai di valore. Sbagliatissimo. In secondo luogo, questa operazione era priva di imposte. Ovviamente le persone che vogliono aggirare le imposte sono molto ingolosite da questo genere di operazioni, perché oltre a pagare le commissioni per un investimento normale devi anche pagare le imposte. Se puoi evitare una delle due cose, lo fai. A proporre questo affare furono le banche, per conto di una società che divenne tristemente famosa, la International Diamond Business. Questo per i primi casi, poi entrò in gioco un'altra società che si chiama Diamond Private Investment. Le banche, oltre a offrire il servizio di vendita di questi diamanti, quindi acquisto da parte dei clienti, offrivano anche il servizio di custodia. Questi diamanti sarebbero stati tenuti dentro le loro casseforti. Queste due società si sono servite delle banche proprio perché le banche sono terreno fertile per questo genere di investimenti, sono il canale intermediario perfetto. Hai un sacco di clienti, sai quali sono i clienti più facoltosi e sai quali sono quelli più inclini a investire in questo senso, quindi hai un sacco di informazioni in più rispetto a quelle che potevano avere da sole queste due aziende. Ma soprattutto la banca è percepita come un'istituzione, quindi un qualcosa di cui fidarsi. Assolutamente scelta sbagliata in questo caso. Queste banche infatti prendevano dal 10 al 20% di commissione su questa operazione. Sono cifre folli. Nei contratti di vendita veniva proposto di tenere questi diamanti per almeno 7 anni per usufruire di una minore commissione nel momento in cui li si vendeva. Infatti, se si volevano vendere i diamanti prima di questi 7 anni per avere più liquidità, si dovevano pagare commissioni più alte. Il punto però è che questi investimenti venivano proposti come un qualcosa di poco rischioso o addirittura senza rischio. Attenzione, se qualcuno vi dice investimento senza rischio, campanello d'allarme, non è così, non è mai così, non esiste un investimento senza rischio. In base al profilo del cliente o comunque alle informazioni che si avevano a riguardo, la banca ogni volta di cliente in cliente inventava una storia diversa per incentivarli all'acquisto. Il problema è che capire se ti stanno raggirando quando ti vendono azioni e obbligazioni è molto più facile rispetto ai diamanti perché su azioni e obbligazioni esistono dei listini. Una semplice ricerca su Google
può dirti qual è il prezzo reale di quell'azione. Se non sapete che cosa sono azioni e obbligazioni, entrambe le schede sono qui in alto a destra. Mentre per l'oro è consultabile ovunque un listino prezzi, per il diamante è molto più difficile per il semplice motivo che ogni diamante ha caratteristiche diverse e non ne ha uno o due, ne ha svariate decine probabilmente. Questo significa che non c'è un listino prezzi ufficiale? No, non esattamente. Esiste un listino prezzi ufficiale, tuttavia è riservato solo in abbonamento agli addetti ai lavori. Quindi è difficile accedere a questo listino prezzi. Ma soprattutto da soli è molto difficile capire qual è il prezzo perché vanno incrociate diverse caratteristiche. Non è un listino alla portata di tutti. Questo perché il prezzo a cui sono stati venduti questi diamanti era ad esempio 30 e invece valevano 10, ma di questo non se ne sarebbe potuto accorgere una persona normale perché non ha la conoscenza appunto di queste caratteristiche dei diamanti. Come distinguerle è difficile per una persona che non ha studiato in questo campo. Per cui i clienti si sono fidati ciecamente della banca, purtroppo, e hanno sbagliato. Pensate che una delle persone che è stata truffata in questo modo ha acquistato 108.000 euro di diamanti per diamanti che ne valevano 15.000. E attenzione che questo differenziale di prezzo non era dovuto solamente alla errata identificazione delle caratteristiche del diamante, quindi ti vendo un diamante che ha caratteristiche diverse da quello che ti avevo detto. Ci sono anche spese doganali, spese oscure, spese di commissioni, tante cose che insieme portano a questo risultato. Il copione in sostanza era sempre lo stesso. Venivano acquistati dei diamanti, fidandosi della banca, poi si iniziava a nutrire qualche sospetto, si portavano quei diamanti da un esperto e purtroppo si constatava che quei diamanti non valevano neanche un decimo di quello che li avevate pagati. Pensate che ad essere truffati sono stati più di 100.000 italiani. E questo sistema collusivo andò avanti fino al 2016, quando fu smantellato dopo una serie di inchieste. Le vicende giudiziarie non sono ancora giunte al termine, però si sa che sono state multate già le 2 aziende, più molte banche, e 2 di queste hanno deciso di rimborsare i propri clienti. Per correttezza dirò che si tratta di Unicredit e Intesa San Paolo, almeno sono state oneste in questo. Una vicenda veramente triste che ha visto nel 2018 scrivere un'altra pagina ancora più triste. Purtroppo l'amministratore delegato della International Diamond Business si è tolto la vita. Quindi chiudo il video qui. Ricordatevi sempre di non investire in quello che non conoscete. Studiate prima di investire in qualcosa. Se qualcosa non lo conoscete, non investite. Spero di riuscire a fare altri video come questi. Cercare informazioni riguardo queste vicende è abbastanza interessante, quindi vi porterò in futuro casi in cui ci sono stati degli investimenti a fiducia oppure degli investimenti senza essere consapevoli di rischi. Sono cose molto interessanti che spesso passano in sordina ma che vi devono tenere con le orecchie alzate. Quindi questo video termina qui. Come sempre, se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.